Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Adria e dal Delta del Po, perché oggi seguiamo un tour dedicato alla stampa curato dall'agenzia Fulvia Tour per quanto riguarda il progetto interregionale Italia-Croazia Value. L'ente parco regionale del Veneto, partner del progetto, vuole con questo testare un prodotto turistico che integri archeologia, storia e natura. Questo è un progetto che viene da lontano, ma soprattutto ha collegato l'altra parte dell'Adriatico, ma sta collegando un insieme di visioni di fare turismo. E direi che più che mai Value oggi è quel ingrediente di tutto quello che stiamo facendo, è quell'ingrediente che sta mettendo insieme le bellezze naturali di cui l'ente parco Delta del Po ne è tutore, ne è conservatore, ne è difensore della nostra macro area dei 9 comuni di cui è interessato, ma questo progetto lega insieme a quello che è il bello della natura il bello della cultura. Il bello della cultura insieme all'archeologia, insieme alla nostra storia. Io credo che questo sia innanzitutto non tanto una scoperta di fare una nuova informazione di questa nostra bella area del Polesine, che è il Parco Delta del Po, ma è uno strumento complementare, uno strumento completo. Oggi più che mai abbiamo visto che il dopo Covid ci ha insegnato che bisogna cambiare modo di fare turismo, ci ha insegnato che bisogna cambiare modo soprattutto di fare proposta turistica. Su tutti i livelli abbiamo capito che la domanda oggi, il cittadino del mondo, d'Europa e i nostri interlocutori, chi viene a trovarci, vuole vedere sia l'ambiente, vuole fare la passeggiata in mezzo alla natura, vuole mangiare bene, mangiare sano e mangiare, come si suol dire, a chilometro zero, perché non è che vengono qua a chiedersi a cotoletta milanese, vengono qua a mangiare le eccellenze del territorio. Ma soprattutto oggi, cosa che nel passato non avveniva, oggi vogliono anche respirare e mangiare, se così possiamo vendere questa parola, mangiare anche un po', assaporare anche un po' di cultura e di archeologia. C'è la direttrice, la collaborazione che c'è stata tra pubblico e privato secondo me è stata interessantissima e soprattutto per quanto mi riguarda darà anche dei risultati nel territorio, perché adesso i pacchetti che abbiamo fatto in questo periodo, che abbiamo studiato, abbiamo promosso, sono piaciuti molto ai turisti, ai tour operator stranieri, ai tour operator italiani, e per faccio un esempio, abbiamo già avuto diverse conferme. Una tra tutte è quella che, perché sono appassionato di macchine, che mi viene in mente che abbiamo un raduno adesso nazionale del Topolino a settembre, che cercheremo di fare uno dei pacchetti che abbiamo studiato. Allora, l'archeologia è una delle è secondo me, più importante manifestazione culturale che esiste in Polesine, nel senso che è il bene, diciamo, uno dei beni più importanti che ha il Polesine. Non per niente ci sono due musei nazionali in Polesine e un'area archeologica nazionale, e Moreno l'ha detto meglio di me. Chiediamoci, nazionale vuol dire importante a livello nazionale, perché l'archeologia di quest'area, di questa fetta del Veneto, è di particolare importanza a livello nazionale ma internazionale. È il primo approdo tra greci e etruschi o anche popolazioni precedenti agli etruschi. Ed è lo snodo che anche i romani individuarono come testa di ponte per poter poi arrivare nell'Oltralpe. Quindi il progetto Value ha messo in rete le 3 evidenze più importanti del Delta del Po.
A San Basilio di Reno nel Polesine gli interventi che sono stati fatti dal progetto Value sono stati quelli di inizi degli scavi di età etrusca, che sono ricominciati dopo più di 20 anni di silenzio, anzi scusate, non di 20 anni, di 40 anni, perché siamo nel 2020, gli ultimi scavi sono stati negli anni 80, e ci sarà un grossissimo lavoro di restauro dell'area archeologica, che purtroppo si è andata deteriorando in questi ultimi anni, quindi il progetto Value sta investendo molto lì. Invece gli interventi al Museo di Adria sono all'insegna della accessibilità, cioè di ampliare quella che adesso in termini museali viene chiamata accessibilità, cioè di ampliare la fruizione del museo da parte di pubblici più ampli, vario tipo di pubblici.